essa ricetta. E quando uno ricorda i tempi belli in da scaglienza, io masco tu io capetto. Ma se tu senti proprio sotto la pelle st'amore mostro e come succedette, che agnene, un t'arraggio ste novelle. Noi stavamo leggendo, pattegria, come se innamorai ser l'ancellotto. Stavamo sola, ma senza volere. Più volte che lo leggere fui rotto, ma sempre rimanendo grazie a Dio, fino a cassennatezza e da sotto. Leggendo come che la bocca ardente, la bocca in ginevra, se vasaia, issa, pigliata scienza incantamento, facendo stesso a me, trommando assai. Ruffiano fu io libro e amor consente, a chi lo giorno non leggimmo mai. E mentre che Francesco mi parlava, l'altra chiameva, e io per suo sconforto, sentendo che la coscienza mi mancava, in terra caretta, come fosse morta. Una interpretazione intensa, vissuta come Liliana sa fare, troppo bello, mi ha commosso veramente, a parte il fatto che il quinto canto dell'Inferno è così tenero, così commovente, mentre da una parte c'è la legge, e cioè questi due sono dannati eternamente, dall'altra c'è l'umanità di Dante e c'è l'umanità degli stessi protagonisti. Francesca che parla, sono sempre femmine che parlano, no? Uomini si stanno zitti. È vero, facciamo anche un po' una nota allegra. Francesca parla solo lei, avete visto? Paolo si sta zitto, insomma, sta appresso a lei e acconsente in fondo. Però piange, bravo, è l'eterna storia dell'umanità, il sesso debole e il sesso forte, bisogna vedere qual è il sesso debole, qual è il sesso forte. Dunque, amici cari, noi abbiamo concluso questa lettura d'Antis e io sono contento perché abbiamo trascorso un po' di tempo anche ad arricchire un poco l'animo nostro. Il napoletano lingua, il napoletano dialetto è una vecchia storia inutile. Il napoletano è lingua, il napoletano è dialetto, ma quando viene trattato bene. Se non viene trattato bene, allora lo sciupiamo inutilmente e torno un poco a quello che dicevo all'inizio. Io voglio ringraziare in modo particolare Lino Cavallaro perché attraverso di lui e per lui noi abbiamo avuto questa possibilità di godere spiritualmente questa sera. Lo ringrazio veramente di cuore, speriamo che possiamo continuare su questa falsariga culturale. Devo ringraziare, devo perché lo sento di fare, Nico Dazzaro, che da par suo ci ha recitato in maniera perfetta il primo canto dantesco. Liliana Palermo, che si è esibita nel primo e nel quinto canto dell'Inferno nella versione di Nazario. E quindi ringrazio
chi ci ha dato questa possibilità, Nazario Napoli Bruno, che lui confessa: ho cominciato troppo tardi, e difatti è vero questo, considerando l'età nostra e considerando la poderosità delle tre cantiche dantesche, se lui si fosse accinto un poco prima ci avrebbe regalato qualcosa in più, ma io credo che lui ci regalerà qualche altra cosa sempre su questa scia, perché giustamente egli senza forzature scrive, diciamo, traduce, brutta parola, traduce, rivisita, ecco, rivisita Dante Alighieri. Ci piacerebbe per esempio che ci regalasse qualcosa dal Paradiso, la preghiera di San Bernardo: Vergine Madre, figlia del tuo figlio. E Nazario sarà capace sicuramente di portare nella nostra verace lingua napoletana questi concetti altissimi. Io gli dico grazie affettuosamente per quello che ci ha regalato, ma quello che ha regalato a me in modo particolare, nell'ascoltare il quinto canto mi è scesa una lacrima, e questo è bello alla mia età, che dovrei essere tosto, duro, saraticcia, invece anche a me può uscire una lacrima, ed è bello tutto questo. Questa lacrima io gliela regalo.